Allora, buona serata a tutti, bentrovati, benvenuti. Già vi siete tutti seduti ed è bellissimo, però in realtà la commissione che ha preparato questa celebrazione ecumenica prende dalla tradizione del Burkina Faso, dove prima di ogni incontro di preghiera, un incontro comunitario, si offre agli invitati la cosa preziosa che c'è in Burkina Faso. Raccontano che lì hanno delle grandi zucche, le svuotano, le riempiono di acqua bella, fresca, buona, e a ogni partecipante dell'incontro, prima di iniziare qualsiasi cosa, viene offerto un bicchiere di acqua fresca. Noi lo traduciamo non in acqua fresca perché stasera fa freddo. Allora venite tutti pure a prendere una tazza di tisana o di tè caldo per cominciare secondo questa tradizione della Chiesa del Burkina Faso. Benvenuti a tutti e intanto così ci possiamo riscaldare non solo il cuore ma anche lo stomaco. E vengono anche in mezzo a noi appunto i nostri pastori, quindi il pastore Caio della comunità della Chiesa Battista, il pastore Fabio della Chiesa Valdese, Don Giuseppe, responsabile della diocesi per l'ecumenismo, e il nostro pastore Corrado, con cui pregheremo questa sera. Chiedono da dove venite. Fabio, tu da dove vieni? Da dove viene il pastore Valdese? Io sono il pastore della Chiesa Valdese di Venezia, che ha una diaspora che arriva fino a Conegliano, una parrocchia di 60 chilometri, cioè come ampiezza, e quindi con 4 gruppi, 2 a Venezia, centro storico e Mestre, una a Treviso e una a Conegliano. Originariamente la chiesa, storicamente, dal 1800, fine dell'800, era a Venezia. Io personalmente vengo da vicino Firenze, ma questa è un'altra questione, originariamente, sì. E chiedono anche il pastore della Chiesa Battista da dove viene. Caio, Esatto, buonasera, gli altri mi chiamano Caio Bottega, no? E provengo dal vicino Brasile qua, mio nonno era nato a Refrontro, io sono pastore della Chiesa Battista Agape, che abbiamo Treviso, Conegliano, Belluno e a Padova, così siamo stati già assieme l'anno scorso e è un gran piacere stare assieme qua condividendo. Grazie. Grazie, benvenuti a Caio e benvenuti a Fabio. E poi abbiamo anche i nostri frati. C'è anche qualcun altro del Brasile, è vero? Qui? Dove sta? Ecco, vieni a salutare il tuo conterraneo. E poi abbiamo qualcuno anche dalla Croazia, è giusto? Dalla Croazia, vieni, vieni. Evviva, benvenuto. E lui è Caio dal Brasile. Abbiamo anche una novizia delle nostre figlie di Maria Ausiliatrice. Evviva le novizie! Poi abbiamo anche una ragazza stupenda di quinta elementare che prega con noi.
e allora possiamo questo nostro momento colorarlo con l'invocazione allo Spirito. Il canto è proprio Vieni Santo Spirito di Dio, è Lui che può creare comunione, unità. Cin cin. Lo abbiamo sul libretto, il canto iniziale, Vieni Santo Spirito di Dio. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù. Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore, sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. Spirito creatore, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù. Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato, tu scuoti le certezze che ingannano la vita, fonte di sapienza, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù. Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita, tu sei l'amore vero, sostegno nella prova, spirito d'amore, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù. Tu fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, illumina le menti, dai pace al nostro mondo. O Consolatore, scendi su di noi. Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui riuniti come fratelli e sorelle per pregare per l'unità visibile fra i cristiani. La nostra celebrazione è incentrata sulla parabola del buon samaritano in cui
ascoltiamo la chiamata divina ad amare Dio e ad amare il prossimo come noi stessi. Prepariamoci ad incontrare il Dio dell'amore con gioia e gratitudine, ricordando il suo comandamento di amare. Insieme. Gloria a te, Padre, perché ti riveli nella creazione e chiami tutti gli uomini a vivere alla tua presenza. Gloria a te, Cristo Gesù, perché ti doni completamente a ciascuno di noi e ci inviti a fare lo stesso. Gloria a te, Santo Spirito, perché ci riunisci nell'amore e nell'unità. Gloria a te, Dio dell'amore, nel quale siamo stati creati, redenti e convocati in unità. Amen. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te. Grazie per la tua immensa gloria, Signore Dio, gloria, Re del cielo, gloria, Dio Padre, Dio onnipotente, gloria. Gloria, gloria a Dio, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria, perché tu solo il Santo il Signore, tu solo l'Altissimo Cristo Gesù, con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria. Diamo lode e gloria al nostro Signore. A ogni intercessione canteremo il ritornello. Volgiamo a Dio il nostro cuore nella lode. Signore, ti lodiamo perché hai riversato il tuo amore nei nostri cuori, affinché non perdessimo mai la speranza. Grazie al tuo amore liberi le nostre vite dalla paura e fasci i nostri cuori feriti e lacerati.
Ti lodiamo per tutte le donne e gli uomini che in ogni luogo seminano amore e speranza per il loro prossimo. Dio eterno, ti ringraziamo per il dono del tuo Figlio Gesù, Redentore dell'umanità. Ti ringraziamo per la grazia della conversione e per tutti i semi di fede, speranza e amore presenti nel tuo popolo e ovunque. Grazie per la fede che abbiamo ricevuto dagli Apostoli, per la preghiera di Gesù per l'unità e per il dono della buona novella della salvezza. Dio di amore, ti adoriamo per la generosità del tuo amore per tutti gli uomini. Un amore così perfetto che va oltre la nostra comprensione. Un amore in cui non c'è distinzione di razza, di sesso o di condizione sociale. Ti adoriamo perché per quell'amore hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù Cristo e continui a riversare il tuo amore nelle nostre vite mediante lo Spirito Santo. Gloria a te, gloria a te, luce del mattino, gloria a te. Ci poniamo ora alla tua presenza, o Dio, per confessare i nostri peccati. Nel cercare la felicità lontano da Dio, ignorando il comandamento dell'amore, ci siamo allontanati da Dio e dal nostro prossimo. Il nostro egoismo e il nostro desiderio di possesso e di dominio ci separano da Dio. Dio di misericordia, accettiamo ideologie che sviliscono l'umanità del prossimo, costruiamo muri di divisione, seminiamo odio e violenza e abbandoniamo il comandamento del Signore di amarci gli uni gli altri. Dio di misericordia, abbiamo indurito il nostro cuore e ingannato noi stessi. Nella nostra mancanza di compassione non vediamo più Gesù in coloro che sono diversi da noi. Dio di misericordia, non riusciamo ad aprire il nostro cuore e la nostra mente alla natura infinita e incondizionata dell'amore di Dio per tutti.
La chiusura a questo amore rende il mondo oscurato dall'egoismo, dalla violenza, dall'indifferenza e privo di significato. Dio di misericordia, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che lo hai mandato nella pienezza dei tempi per redimere tutta la creazione, ti preghiamo di avere pietà di noi, di perdonare i nostri peccati e di trasformarci per mezzo del tuo Santo Spirito. Insieme. Gloria a te, o Dio, ti lodiamo con voce unanime. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi. E ora ci sediamo per poter ascoltare la parola di Dio che verrà proclamata ai nostri cuori. Dal libro della Genesi. Abramo abitava presso le querce di Mamre. Un giorno, nell'ora più calda, mentre stava seduto all'ingresso della sua tenda, gli apparve il Signore. Abramo alzò gli occhi e vide 3 uomini in piedi davanti a lui. Appena li vide dall'ingresso della tenda, subito corse loro incontro, si inchinò fino a terra e disse: «Mio Signore, ti prego, non andare oltre, fermati, sono qui per servirti. Vi farò subito portare dell'acqua per lavarvi i piedi. Intanto riposatevi sotto quest'albero, poi vi darò qualcosa da mangiare. Dopo esservi ristorati potrete continuare il vostro viaggio. Non dovete essere passati di qui inutilmente». «Va bene», risposero, «fa come hai detto». Abramo entrò in fretta nella tenda da Sara. «Presto», le disse, «impasta 3 misure abbondanti di fior di farina e prepara alcune focacce». Egli stesso corse dove teneva gli animali, scelse un vitello tenero e buono e lo diede a un servitore che subito si mise a prepararlo. Prese del burro, del latte, la carne che era stata preparata e portò tutto agli ospiti. Mentre essi mangiavano sotto l'albero, egli stava in piedi accanto a loro. Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore. A te voglio cantare davanti ai potenti. Ti adoro nel tuo santuario. Ti rendo grazie, Signore, per il tuo amore e la tua fedeltà. Sei andato oltre le tue promesse, al di là di ogni attesa. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Hai fatto rinascere in me il coraggio. Ti lodino tutti i re della terra quando udranno le tue parole. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Cantino, Signore, i tuoi voleri. Immensa è la gloria del Signore. In alto sta il Signore, ma si prende cura dei piccoli. Da lontano riconosce il superbo. Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto. Se mi trovo nell'angoscia, tu mi fai vivere. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano. La tua destra mi salva. Signore, tu farai questo per me. Non ha fine il tuo amore.
Non abbandonerai l'opera che con le tue mani mi hai creato. Il giorno che ho gridato, mi hai risposto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Un maestro della legge voleva tendere un tranello a Gesù. Si alzò e disse: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa c'è scritto nella legge di Mosè? Che cosa vi leggi? Quell'uomo rispose: C'è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quel maestro della legge, per giustificare la sua domanda, chiese ancora a Gesù: ma chi è il mio prossimo? Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico quando incontrò i briganti. Gli portarono via tutto, lo presero a bastonate e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso passò di là un sacerdote, vide l'uomo ferito, passò dall'altra parte della strada e proseguì. Anche un levita del Tempio passò per quella strada, lo vide, lo scansò e proseguì. Invece un uomo della Samaria che era in viaggio gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino, lo portò a una locanda e fece tutto il possibile per aiutarlo. Il giorno dopo tirò fuori 2 monete d'argento, le diede al padrone dell'albergo e gli disse: abbi cura di lui e se spenderai di più pagherò io quando ritornerò. A questo punto Gesù domandò: secondo te chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti? Il maestro della legge rispose: quello che ha avuto compassione di lui. Gesù allora gli disse: va e comportati allo stesso modo. Care sorelle e cari fratelli in Cristo, ormai è sera tardi
così buio, che a lui è quasi difficile, se non ci fosse un piccolo lampione nel parcheggio, trovare la cassa per pagare. Una volta intravista lui si avvicina, prende il suo portafoglio e scopre di non avere una moneta. Il bambino che ha in braccio piange, è stanco, lui dopo una lunga giornata, ed ora è persino fermo qua dentro al parcheggio perché gli manca questo euro. Mentre si chiede ancora come farà a pagare il parcheggio per poter uscire, si accorge che un tipo molto molto strano si sta avvicinando, uno non vestito molto bene, sembra addirittura essere straniero. Cosa vuole ora questo? Pensa, ci mancava che... E nel momento il tipo gli chiede: posso aiutarti in qualche modo? Non credo, mi manca un euro per pagare il parcheggio. Il tipo cerca con la mano nella sua tasca e dice: prendilo, e gli dà proprio quell'euro di cui aveva bisogno. Care sorelle e cari fratelli, il padre che non ha moneta non si aspetta che proprio quella persona lo avrebbe aiutato. Abbiamo nostre idee di chi possiamo fidarci, e uno vestito male di notte non è tra questi. E così succede anche nella parabola del buon samaritano che abbiamo ascoltato e che ci accompagna in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'aiuto al ferito viene da qualcuno da cui l'ascoltatore della parabola non se lo sarebbe mai aspettato, da un samaritano, da uno straniero, da uno che apparteneva ad un popolo con il quale non correvano buoni rapporti, uno che apparteneva, si potrebbe quasi dire, ad un'altra religione. I samaritani erano visti con sospetto, addirittura il termine samaritano veniva utilizzato come un termine ingiurioso. Ecco, proprio lui, ci dice il testo del Vangelo, lui, il samaritano, fa la cosa giusta. Care sorelle e cari fratelli, questa parabola che abbiamo oggi ascoltato e che ci accompagna in questi giorni, la conosciamo. L'abbiamo udita tante volte e quando l'ascoltiamo penso che subito ad una prima lettura riceviamo come cristiani e come cristiane, al di là a quale confessione apparteniamo, l'appello ad agire anche noi come il samaritano. Quello che forse ai nostri orecchi abituati a questa parabola sfugge, quello che non sentiamo è lo scandalo che questa parabola porta con sé. Il samaritano è l'unico che ha compassione, è l'unico che ama così come Dio amerebbe. Lui ha compassione dell'uomo che si è imbattuto fra i giganti. Gesù racconta questa parabola per un esperto della legge, per uno che conosce la scrittura, che cerca di giustificare il suo comportamento, cioè vuole essere trovato giusto davanti agli uomini e davanti a Dio, come un esperto della legge. Ha risposto bene alla controdomanda di Gesù. Dinanzi però al comandamento dell'amore verso il prossimo, il dottore della legge cerca da Gesù un criterio pratico per poterla raggirare, per non poter essere rimproverato di non rispettarla. Sì, sta cercando un espediente, diremmo noi oggi, per mettersi la coscienza a posto. Proprio quella coscienza che anche noi sentiamo far capolino quando ascoltiamo questa parabola del buon samaritano, e sappiamo bene di non esserlo. Il dottore della legge cerca di giustificarsi su dal farsi e chiede: chi dobbiamo veramente aiutare? Insomma,
chi è il mio prossimo? Il concetto di prossimo sarebbe necessario circoscriverlo. Discutiamoci un po' sopra, chi lo è oppure no questo prossimo. Come faccio ad amare qualcuno, il mio prossimo, se io non so chi è, se non so chi sia? Ed in sé la domanda chi è il mio prossimo implica che alcuni lo siano ed altri no. Gesù, care sorelle e cari fratelli, ribalta completamente la questione. Non è il prossimo l'oggetto del comandamento dell'amore, ma è il soggetto. Il prossimo è colui che ha compassione dell'altro. L'intera parabola è raccontata dalla prospettiva del ferito a terra, che attende qualcuno che gli si faccia prossimo. E questa è la prospettiva di Dio, sorelle e fratelli, che è dalla parte degli ultimi e dei deboli, una sottolineatura importante per tutto il Vangelo di Luca. Gesù non chiede chi è il tuo prossimo alla fine della parabola, ma chi è colui che si è fatto prossimo. Questo chiede Gesù al dottore della legge. Il prossimo non è il ferito a terra, colui che deve essere soccorso. Non è l'altro il mio prossimo, ma sono io il prossimo di qualcuno. Il samaritano è stato prossimo del ferito a terra. Care sorelle e cari fratelli, come chiese, come singoli cristiani, ci riconosciamo in questo samaritano e vorremmo essere come quel samaritano. Noi vogliamo aiutare il nostro prossimo. Noi facciamo nostro l'invito di Gesù al dottore della legge al termine della parabola: va e fa anche tu la stessa cosa. Abbiamo organizzato come chiese, tutte, al di là di quale confessione siamo, una diaconia con istituti che si rivolgono a coloro che si trovano nel bisogno, anziani, bambini, immigrati, malati, esclusi dalla società. E organizziamo anche una diaconia con le nostre comunità, con le nostre parrocchie, banchi alimentari, raccolti di vestiti, colazioni alla stazione. Organizziamo delle sottoscrizioni se ci sono delle calamità oppure delle guerre del mondo. Facciamo, sorelle e fratelli, tante cose importanti come chiese e alcune cose le facciamo anche insieme, uniti, come cristiani appartenenti da diverse chiese. Penso ai corridoi umanitari che la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e organizzazioni cattoliche, Sant'Egidio, la Caritas, sostengono. Diventiamo come cristiani e cristiane prossimi e abbiamo compassione di coloro che sono nel bisogno. Ed è bene così. Eppure, sorelle e fratelli, spesso ci comportiamo anche come quelli che passano senza aiutare. Spesso troviamo tante scuse. Abbiamo altre cose da organizzare, da pensare a noi stessi, alla nostra vita. Proprio il tempo di sostare un attimo non lo abbiamo. E se arrivassimo tardi in chiesa? E poi, come quel dottore della legge, anche noi ci giustifichiamo e amiamo molto domandarci: chi dobbiamo aiutare in realtà? Chi è il nostro prossimo? Come dobbiamo organizzare il nostro aiuto? Lo devo fare proprio io? Ma non ci sono le associazioni, le opere diaconali della Chiesa? Qualche volta poi ci dimentichiamo che le persone che aiutiamo non sono degli oggetti del nostro aiuto che noi stiamo organizzando per loro, ma dobbiamo essere corretti, sorelle e fratelli. Noi vogliamo, al fin della fine,
Anche se spesso abbiamo il ruolo del levite, del sacerdote oppure del dottore della legge, noi vogliamo essere il buon samaritano perché siamo dei buoni cristiani e desideriamo di esserlo. Lo vogliamo così tanto che questo testo ci interpella e ci fa sentire la coscienza sporca. E non ci accorgiamo che ogni tanto noi stessi, sì tu cara sorella, sì tu caro fratello, noi stessi siamo quelli che hanno bisogno di aiuto. Sì, nella nostra vita siamo a volte anche noi l'uomo che si imbatte nei briganti. Noi siamo quelli che devono sperare nel proprio buon samaritano, di una persona che si prenda cura di noi, una persona che veda le nostre esigenze e agisca subito e in modo giusto. E così, ascoltando e riascoltando questa parabola nella nostra vita, anche in diversi momenti, possiamo leggerla in queste diverse prospettive. Ma alla fine restano comunque molto chiare le parole di Gesù. Va e fai lo stesso anche tu, lo stesso di ciò che ha fatto il buon samaritano. Il buon samaritano è diventato il simbolo della persona che aiuta un altro. Il samaritano era però nell'immaginario l'esatto contrario, sia del dottore della legge, sia del levita, sia del sacerdote. Dal samaritano non si aspettava niente di buono. Il racconto deve essere stato fortemente traumatico per i primi ascoltatori, mandando in frantumi le loro categorie, che determinavano chi è giusto e chi non lo è. Il levita e il sacerdote, loro conoscono bene la legge di Dio, ma loro passano oltre. Gesù sceglie intenzionalmente un samaritano per mostrare cosa significhi il comandamento dell'amore per il prossimo, per scuotere l'uditorio. Il comandamento dell'amore è universale e non basta conoscerlo, il dottore della legge risponde bene, bisogna agire. E a questo punto potrei dire amen, perché siamo arrivati ad un punto e perché lo abbiamo capito cosa dobbiamo fare come cristiani. Meglio se lo facciamo insieme, cristiani di diverse chiese. Ma pur provandoci in tutti i modi, sorelle e fratelli, noi falliamo spesso. Questa è la mia esperienza. L'esigenza illimitata del comandamento dell'amore ci fa scoprire che non siamo capaci di essere quel buon samaritano che invece vorremmo essere. Ci fa scoprire che siamo peccatori. Una interpretazione tradizionale di questo testo biblico mi incoraggia e non mi lascia con l'ansia del buon samaritano. Già i padri della Chiesa vedono nel samaritano Gesù stesso. Interpretazione ripresa anche dal riformatore Martin Lutero. Si tratta di un'interpretazione allegorica che vede nella figura del samaritano non il cristiano o non solo il cristiano, ma Gesù Cristo stesso, come colui che si fa prossimo ad ognuno di noi. Gesù Cristo è Lui stesso l'amore di Dio incarnato, è Lui stesso il buon samaritano. Questo, sorelle e fratelli, non cancella l'appello di Gesù rivolto al dottore della legge e rivolto anche a noi, come cristiani e come cristiane. Va e fa anche tu la stessa cosa. Ma sapendo che Gesù è colui che mi si è fatto prossimo, avendo nella mia vita sperimentato, quando io ero a terra e ferito, la sua compassione, posso cercare di agire anche io così, secondo il comandamento dell'amore, fallendo sempre di nuovo, cercando di essere prossimo di coloro che incrocio nella mia vita,
ma con la consapevolezza che quando sarò di nuovo a terra, perché ho nuovamente fallito, il buon samaritano Gesù mi soccorrerà. Amen. Confessiamo l'amore di Gesù, il samaritano per eccellenza, pregando con il testo di San Paolo. Lo preghiamo a due cori, il primo coro gli uomini e il secondo coro le donne. Lo troviamo sul foglietto a pagina 10. Iniziano gli uomini. Posso parlare nelle lingue degli uomini e degli angeli, ma se non ho amore sono semplicemente un metallo che rimbomba, uno strumento che suona a vuoto. Posso distribuire tutti i miei beni alle persone affamate, posso anche consegnare il mio corpo alle fiamme, ma se non ho amore non sono niente. Chi ama non gode dell'ingiustizia, la verità è la sua gioia. Chi ama è sempre comprensivo, sempre fiducioso, sempre paziente, sempre aperto alla speranza. Tre cose non svaniranno: fede, speranza, amore, ma più grande di tutte è l'amore. Signore
mettiamo in piedi e rivolgiamo adesso queste preghiere di intercessione al Padre Buono. A ogni preghiera risponderemo con la frase indicata. Siamo stati invitati a vivere la chiamata divina ad amare Dio e il prossimo come noi stessi. Mentre rinnoviamo il nostro impegno a rispondere a questa chiamata, possa questo amore rafforzare la nostra unità di cristiani. Desideriamo con tutto il cuore dimorare nell'amore di Dio e ricevere la grazia di amare il nostro prossimo come noi stessi. Dio di amore sconfinato, ti preghiamo, possano tutti gli uomini conoscere la tua infinita misericordia e credere nella tua volontà di colmarci e benedirci di amore infinito. Colmaci del tuo amore, rendici una cosa sola in te. Uniamo le nostre preghiere a quella di Gesù, che ha pregato per l'unità di tutti coloro che credono in Lui. Dio di comunione, ti preghiamo, rendici capaci di lavorare insieme per la tua gloria, per proclamare a tutti il Vangelo della salvezza. Colmaci del tuo amore, rendici una cosa sola in te. Il nostro cuore è ferito a causa del disorientamento e della divisione che regnano nel mondo. Dio di riconciliazione, noi dispersi come pecore senza pastore ti preghiamo, riuniscici in un solo gregge, ravvivaci con il tuo spirito e inviaci ancora 2 a 2 per essere luce del mondo e sale della terra. Colmaci del tuo amore, rendici una cosa sola in te. Il nostro mondo è segnato dal terrore e dalla violenza. Milioni di persone sono costrette a lasciare le loro case in cerca di rifugio e sicurezza. Dio di accoglienza, ti preghiamo. Donaci la grazia e il coraggio di abbracciare lo straniero, di curare le sue ferite e di essere solidali con lui. Rafforza la nostra volontà di essere accoglienti e compassionevoli e di agire sempre verso le nostre sorelle e i nostri fratelli, come tu fai con noi. Colmaci del tuo amore, rendici una cosa sola in te. Siamo consapevoli che spesso per la nostra debolezza e la nostra paura passiamo dall'altra parte della strada, allontanandoci da chi ha bisogno del nostro aiuto. Dio di misericordia, ti preghiamo, malgrado la nostra mancanza di carità, apri il nostro cuore perché sappia sperimentare l'ampiezza, l'altezza e la profondità del tuo amore, affinché possiamo amarti di più e amare il prossimo come noi stessi. Colmaci del tuo amore, rendici una cosa sola in te. Ora saremo invitati a pregare la preghiera di Gesù, ciascuno la può recitare sommessamente appunto nelle varie tradizioni delle diverse chiese. Come figli e figlie dell'unico Dio, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Concludiamo questo momento intenso di preghiera ringraziando il Signore che ci ha convocato e ci stimola continuamente a pregare per l'unità, per la comunione. Abbiamo domandato perdono al Signore e ci siamo anche impegnati ad ascoltare la sua parola, in modo particolare la parabola del buon samaritano. Chiediamo al Signore che ci accompagni nel vivere nel miglior modo possibile quanto qui abbiamo celebrato e pregato. Saluto tutti voi che siete qui presenti, ringrazio i nostri Fabio e Caio, ecco, i nostri fratelli, e ringrazio anche il coro che ci ha accompagnato e ci ha aiutato a pregare molto bene, molto importante. Saluto anche tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno seguendoci attraverso la Tenda TV, in modo tutto particolare Francesco da Corbanese, che sicuramente è fedelissimo e ci sta ascoltando, ma anche tutti gli altri. Ecco, e in comunione con loro chiediamo che il Signore ci accompagni con la sua benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tu dirai, non devi temere, il tuo Signore qui con la forza sua, quando invochi il suo nome, Lui ti salverà, Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà. Tempesta
ti salverà, Dio verrà e ti salverà, che a Gesù è rito che certo lui tornerà, Dio verrà e ti salverà, lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà, Dio verrà e ti salverà. Insieme. Signore Gesù, che hai pregato perché tutti siano una cosa sola, ti preghiamo per l'unità dei cristiani, come tu la vuoi, come che tu vuoi che lo Spirito Santo ci doni di avvertire il dolore della separazione, di vedere il nostro peccato e di sperare al di là di ogni speranza. Amen. Gli oggetti dell'accoglienza sono un piccolo segno di fare accoglienza e di farci noi prossimi gli uni agli altri. Allora vengono adesso alzati e mentre i padri ci mandano in missione di essere noi prossimi agli altri. Rigenerati dall'acqua della vita, uniti in Cristo e vivificati dallo Spirito Santo, andiamo ad amare Dio e il nostro prossimo come noi stessi. Tutto quello che possiamo fare insieme, facciamolo. E adesso chi vuole ricevere ancora il tè e i biscotti può avvicinarsi. Lode al nome tuo, le terre più floride, dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, le terre più aride, dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte, sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte, sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, ma sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, ma sempre sceglierò di benedire te. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte, sempre io dirò, benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore.
buona settimana per l'unità dei cristiani. E allora venite anche qui a concludere. Grazie a tutti.